Va ora in onda 30 minuti con Bruno Zanette. Appuntamento settimanale di costume e informazione. Ogni sabato mattina su Veneto Globe e RC Radio. Cari amiche e cari amici di Veneto Globe Radio Conegliano, benvenuti anche oggi qui in studio con noi 30 minuti con Bruno Zanette, a cura di Bruno Zanette. Oggi ho un ospite straordinario, è il dottor Marco Zabotti, che è il coordinatore del progetto Beato Toniolo Le Vie dei Santi. Oggi parliamo di turismo ecclesiastico. Religioso. Marco, benvenuto. Grazie Mi fa piacere perché ci conosciamo da un po' di tempo e c'è un certo apprezzamento sulla persona che ho invitato. Grazie a voi. E allora approfittiamo per parlare in un territorio dove il turismo sta crescendo, e può essere il turismo naturalmente per i nostri vigneti, per le nostre terre, per le nostre colline, ma anche per una questione religiosa, per le nostre peculiarità sul territorio del turismo religioso. Certo. Intanto ancora un saluto e un grazie a Bruno e auguri anche per la sua complimenti e auguri per la sua trasmissione. Grazie per l'invito, perché è un'occasione per parlare di noi, per parlare di un qualcosa che vediamo insomma che è entrato molto nell'ottica dell'attenzione e della disponibilità delle persone oggi, no? Di grande interesse. Noi siamo partiti come progetto ufficialmente da quasi 3 anni ormai, nella nostra diocesi Vittorio Veneto, a partire dalla vicenda della beatificazione di Giuseppe Toniolo, questo grande economista e sociologo cattolico che è nato nel 1845 e morto nel 1918, è sepolto nel Duomo di Pieve di Soligo. Quindi c'è ovviamente una vicinanza, un accompagnamento insomma, di questi anni. Io ho seguito molto anche tutto il tema degli anni insomma, della causa di beatificazione, che sono approdati finalmente nel 2012, il 29 aprile 2012, alla beatificazione in San Paolo Folimuro a Roma di questo grande economista e sociologo cattolico. Da lì è partito un progetto, perché abbiamo visto non un progetto a tavolino, un progetto in concreto. Questa credo sia anche l'originalità che ci è stata riconosciuta, credo anche la bellezza e l'entusiasmo che l'ha accompagnata. Abbiamo visto che nel nostro territorio, a cominciare da Pieve di Soligo, ma quartiere del Piave, Coneglianese, Vittoriese, venivano delegazioni, viaggi organizzati, turisti, pellegrini, che erano ovviamente vogliosi di conoscere anche il Toniolo, i suoi ambiti, le sue terre, i suoi insegnamenti, ma si sono accorti anche che tutto questo veniva dato in un contesto molto molto importante, di grandi eccellenze storico-artistiche, naturalistiche, e quindi da questo punto di vista abbiamo pensato di mettere in campo un progetto che volesse dire anche valorizzare al massimo le nostre ricchezze, anche dal punto di vista storico e religioso, promuoverle, come dire, fare rete con volontari che potessero mettersi in quest'ottica qua di promuovere l'accoglienza e le visite nelle chiese e nei luoghi sacri, e soprattutto creare una rete virtuosa con soggetti anche imprenditoriali, ma soggetti istituzionali, per far sì che questo turismo religioso, che tra l'altro è indicato anche dalla Regione Veneto come una delle vie nuove, insomma, ecco, di attenzione alle dinamiche di promozione del territorio, potesse decollare anche da noi. E da questo punto di vista siamo messi in moto ed è stato un... Io lo so, Marco, ti conosco da parecchio tempo e so che sei una fonte di veramente sapienza e notizie. Però prima di farti delle domande specifiche, io vorrei andare a visitare in quel di Ca del Poggio, dove il Prosecco incontra il mare, a trovare Alberto Stocco. Tu lo conosci? Assolutamente. So che è una delle persone che sanno, come dire, abbinare, no, la cultura dell'accoglienza, dell'ospitalità e dell'eccellenza enogastronomica con un'attenzione al territorio importante. E difatti l'ampliamento della sua azienda con il resort, con le 25 camere in più, ha fatto sì che il territorio potesse avere un posto, un luogo d'eccellenza per accogliere poi i turisti d'eccellenza, perché i turisti che noi invitiamo con questa trasmissione sono turisti
che già vengono e sono turisti particolari, turisti attenti, colti e specialmente vogliosi, diciamo, di acquisire sui luoghi sul territorio nostro i posti dove possono vedere delle eccellenze Allora io dico, la figura di riferimento del Beato Toniolo, mi spieghi così i legami con la diocesi e la sua attualità economica e sociale. Certo, Giuseppe Toniolo è stato un leader del movimento cattolico in Italia e anche a livello internazionale tra fine 800 e inizio 900. Lui è nato a Treviso, si è formato a Venezia, ha fatto gli studi universitari a Padova, di lì è partito il primo insegnamento a Modena e poi per 40 anni è stato docente di economia politica a Pisa, nell'Università di Pisa. Lui poi ha incrociato la vicenda della famiglia Schiratti, ricordo della nota famiglia che oggi ha anche la farmacia proprio in centro a Pieve di Soligo, perché a quel tempo lui conobbe i due fratelli Schiratti e venendo a fare le vacanze a Pieve di Soligo conobbe Maria Schiratti, quella che poi sarebbe diventata la sua consorte, il consors omnis vitae, la figura straordinaria di riferimento per la sua vita personale e familiare. Di qui è nato anche, oltre il dato suo personale, quindi è nato un riferimento importante con il nostro territorio. Lui veniva, c'è anche una lapide, insomma, che l'Azione Cattolica Parrocchiale ha voluto, come dire, presentare, proporre appunto negli anni scorsi, nella casa vicino al Duomo, veniva a fare le vacanze estive con la sua famiglia, tornava regolarmente a Pieve di Soligo, ha voluto, alla sua morte, nella volontà testamentare, ha voluto essere sepolto a Pieve di Soligo, perché lui diceva, almeno gli umili verranno lì a deporre un requiem sulla mia tomba. Quindi lui è stato sepolto il primo tempo a Pisa, poi al Camposanto poi è stato trasferito nella salma nel Camposanto di Pieve di Soligo. Nel 1940, con una straordinaria cerimonia guidata dal patriarca di allora, il Cardinal Piazza, e 300 sacerdoti, una folla immensa, che le foto di quel tempo ci rappresentano in una maniera inequivocabile, venne trasportata, perché ovviamente quella figura di cui poi diremo è una figura morta in odore di santità. E quindi è stato portato la sua salma all'interno del Duomo di Pieve di Soligo. Lì non è stato sepolto nel mausoleo, nel sarcofago marmoreo che si vede entrando sulla destra. Lì è stato sepolto in una nicchia, perché per disposizioni ecclesiastiche, insomma, non si può essere, come dire, sepolti all'interno di un luogo sacro se non dopo che si è stati innalzati gli onori degli altari. Questo è avvenuto con le sue reliquie dopo il 2012, quando lui è stato proclamato beato. Detto questo, quindi sono legami con Pieve di Soligo, ma anche con tutto il territorio della diocesi, perché lui è stato un grande economista e sociologo. Lui, insegnando economia politica, ha posto un grande tema che oggi io ritengo sia di straordinaria attualità. Oltre ad essere una figura che poi è stata beatificata appunto perché è stato un padre, uno sposo esemplare, un padre, un grande educatore, un docente di grande sensibilità appunto educativa, un uomo che ha professato anche le virtù della carità, dell'attenzione al prossimo dal punto di vista personale, è stato un docente che ha nella sua esperienza quindi accademica, ma anche poi nell'attenzione che ha avuto, nel suo impegno dentro il movimento cattolico di allora, ripeto, fine 800 e 1900, con le relazioni nazionali e internazionali che lui ha saputo coltivare, mettere al centro il tema del primato dell'etica sull'economia. Cioè, come a dire, bisognava quel tempo in cui da un lato lui diceva c'era l'ateismo marxista e rivoluzionario, dall'altra parte c'era un liberismo sfrenato che opprimeva le classi lavoratrici, indicare una nuova via, che era quella che lui indicava, la via della democrazia di ispirazione cristiana, la via del bene comune, la via non della conflittualità, ma della, come dire, di una grande idea di aggregazione, di cooperazione tra le varie realtà che componevano loro la società. Ed era l'idea che il primato è dell'uomo. Quindi rispetto ai temi del sistema economico, lui diceva, bisogna promuovere la condizione dei più deboli, ma soprattutto bisogna mettere in campo una grande idea che è quella che l'uomo è al centro e quindi il lavoro è in funzione dell'uomo e quindi tutto quello che può essere utile a riscattare le classi deboli, ma soprattutto a creare un sistema nuovo in cui i temi della promozione appunto del lavoro, del talento, dell'ingegno, della cooperazione, della piccola impresa, della mutualità siano al centro di questo sistema economico. Lui lo ha fatto attraverso numerosissimi trattati e riviste scientifiche,
con interventi in collegamento con varie università di allora. È stato un consulente di Leone XIII per la famosa enciclica Rerum Novarum del 1891, quindi è stato un maestro dell'insegnamento della dottrina sociale a livello internazionale, ed è stato colui che poi ha avuto grandissimi meriti. È stato un precursore appunto del ruolo del laicato cattolico prima del Concilio Vaticano II, è stato presidente dell'Unione Popolare, ha ispirato le settimane sociali, nate con lui nel 1907 a Pistoia, è stato colui che per primo ha pensato all'Università Cattolica. È stato quello che ha avuto il primo progetto di Università Cattolica. Infatti l'istituto oggi di relazioni pubbliche è intitolato al Toniolo proprio perché riconosciamo a lui il primo e grande merito. Poi è stato lui che sostanzialmente ha messo anche in moto l'idea di un istituto per la pace, una piccola Nazioni Unite, proprio perché lui nel 1917, un anno prima di morire, quando c'era ancora la prima guerra mondiale, lui scrive al Papa di allora, Benedetto XV, dicendo non deve più ripetersi la guerra, ha portato solo rovine, lutti e sciagure, dobbiamo creare un organismo internazionale per la pace sotto legge della Chiesa. Quindi è nato nel 2000 l'Istituto per la Pace Giuseppe Toniolo dell'Azione Cattolica. Quindi capite, una personalità poliedrica, unitaria, complessa, però di straordinaria attualità oggi, in questo tempo in cui pensiamo di ricostruire le fondamenta di fiducia attorno al primato dell'uomo, attorno all'idea di un bene comune. Diciamo di grande necessità, un docente del genere, anche oggi ci sarebbe Esatto. l'urgenza di una figura del genere. È stato un precursore, lui è stato un uomo che si è speso dentro la vicenda di quel tempo con grande dedizione, con grande responsabilità, con grande generosità, è stato un leader riconosciuto, quindi nella storia del movimento cattolico Sturzo e De Gasperi non si potrebbero pensare senza Toniolo. Infatti il vescovo Sorrentino, che è stato il postulatore, attualmente arcivescovo di Assisi, postulatore della Casa Beatificazione, dice: il Toniolo è l'economista di Dio, cioè sostanzialmente oggi provvidenzialmente noi l'abbiamo riconosciuto anche beato, perché è la figura di un laico cristiano, quindi come dire un uomo fedele al tempo, no, al quotidiano, che nella sua vocazione cristiana ha saputo dare il segnale di un grande pensiero, ma al tempo stesso di una grande azione, cioè non è stato un intellettuale disancorato dalla storia, ma è stato immerso nelle vicende. Lui era un grande osservatore dei fenomeni sociali, sia in Toscana dove viveva, ma anche quando veniva in Veneto. Quindi anche qua dobbiamo pensare che tutto il movimento delle cooperative, delle banche di credito, la latteria di Soligo, tutto quello che è nato negli anni, in quel periodo tra fine 800 e inizi 900, anche nella mutualità della cooperazione a partire dalla Marca Trevigiana, risente del benefico influsso del Toniolo. Purtroppo le banche di credito hanno cambiato figura in questo momento. La latteria di Soligo c'è ancora, per fortuna. C'è la latteria di Soligo, ci sono altre cooperative sociali. Certo. Ecco, infatti devo dire che una considerazione sulle banche che hanno perso il ruolo che avevano. Siamo in un tempo in cui però bisogna rimettere a tema esattamente questa idea del cooperare sanamente, quindi con queste grandi intuizioni, con questi grandi riferimenti, ma rimmergerci in un territorio che oggi ha bisogno di ritrovare la parola fiducia, insieme, cooperazione, obiettivi per dare pienezza di vita, pienezza di umanità a quello che noi stiamo dicendo. Questa è una società che oggi vive purtroppo di tante tristezze, di tante separatezze, della incapacità di essere insieme. Il Toniolo a questo punto di vista rappresenta, non soltanto dal punto di vista cattolico, ma vorrei dire pienamente laico, una figura di straordinario riferimento. E quindi per noi ha voluto dire, Beato Toniolo Levi dei Santi, andare a ricercare arte, spiritualità, cultura e bellezza attraverso questo riferimento che è nella nostra diocesi. E a partire da questo, anche con l'attenzione concreta e generosa di realtà della cooperazione locale, a partire dalla latteria di Soligo, la banca di credito cooperativa per Alpi di Tarzo, ma anche la cooperativa sociale Insieme si può e la Fondazione Ispirazione, sono stati i primi che hanno creduto in questo progetto, ovviamente insieme alla diocesi e al Comitato per la Beatificazione di Toniolo, e abbiamo messo in campo questo progetto che vuol dire oggi un sito, www.beatotoniolo.it, vuol dire una serie di pubblicazioni, le mappe e poi un percorso che magari posso anche poi illustrare meglio. Vorrei a questo punto invitare i nostri amici ascoltatori a guardarci, non solo a sentirci in Radio Conegliano, ma andare col proprio tablet o cellulare o computer nel sito Veneto Globe, digitate su Google Veneto Globe, scaricate l'app oppure andate direttamente dentro e vedete il live in questo momento. Oppure in settimana potete rivedere questa trasmissione che ritengo molto interessante, non solo per la qualità del dottor Zabotti, ma proprio anche per il tema stesso che stiamo affrontando oggi.
diciamo molto, come si può dire, ti fa crescere una cosa del genere, ti appaga veramente, appassiona molto, ti appassiona e ti dà l'idea anche di un futuro. Esatto, posso garantirti che se ci sono i momenti di debolezza nell'uomo, sentire queste parole, sentire quello che ha fatto un uomo così grande come il Beato Toniolo, ti incita, ti sprona ad andare avanti, ad affrontare tutte le difficoltà della vita. E allora nel progetto nel progetto del Beato Toniolo e le vie dei Santi, ecco, spiegami la mappa che poi vediamo, in questo momento stiamo vedendo. Io vi ringrazio molto per questa disponibilità, perché credo che una mappa, così come l'abbiamo costruita, come l'abbiamo vissuto in questi anni, dà l'idea ancora più concreta e credo ancora più attraente di quello che è il senso di quello che stiamo facendo. Come dicevo, in 3 anni abbiamo messo in campo questo progetto, che è un progetto di cultura e di turismo religioso. Ci sono 3 filoni, io vorrei indicarli, mi pare, quelli più importanti. Allora, innanzitutto di cultura legato appunto al Toniolo. In particolare abbiamo messo in campo l'idea che ogni anno ci possa essere un premio Giuseppe Toniolo. Quest'anno è la prima edizione, noi faremo la cerimonia finale, un invito a tutti già il 7 ottobre nell'Auditorium Battistella Moccia di Pieve di Soligo, perché abbiamo deciso di mettere in campo un'idea attorno a un tema che ogni anno cambierà, insomma un tema legato al Toniolo, per testimoniare l'attualità di questo pensiero e di questa figura. Quest'anno il tema è proprio legato al primato dell'etica, dell'economia, le sfide dell'economia legate a Giuseppe Toniolo. Sono 3 sezioni, una legata al pensiero, quindi gli scritti, i testi legati appunto a questo dato del Toniolo, il secondo azione. Vorremmo anche mettere in campo la proposta di modelli virtuosi di gestione delle aziende, cioè imprenditori che sul nostro territorio hanno saputo mettere in campo delle buone pratiche, proprio per valorizzare anche un modello organizzativo, ma anche le loro maestranze, i loro dipendenti. Ecco, su questo io interverrei, perché è importante, non basta dare una partita IVA a una persona per farne un imprenditore. Assolutamente, bisogna, come più che mai oggi si parla di una responsabilità sociale dell'impresa, certo, che vuol dire poter contribuire sicuramente dal proprio punto di vista alla giusta remunerazione di un investimento, no, di capitali, di risorse e quant'altro, ma al tempo stesso capire che dentro il contesto sociale l'azienda deve vivere, insomma si rapporta a un territorio, ha la possibilità di, soprattutto, e oggi torna di grande interesse, il tema della giusta valorizzazione, della promozione della risorsa umana all'interno in un tempo in cui parliamo di finanziarizzazione dell'economia, di meccanismi di profitto e di predominio di grandi blocchi, no? Di grandi interessi economici. Bisogna riscoprire invece il tema di un'economia che poi è quella che va contro l'uomo, di un'economia che sia, come dire, di un'economia anche civile, che mette insieme anche l'idea di valorizzare appunto l'assoluta centralità della persona, certo, dentro il contesto economico. Allora su questo abbiamo voluto anche, e premieremo, ecco, lo anticipiamo già, delle realtà che in questi anni hanno saputo mettere in campo anche un nuovo welfare aziendale, hanno saputo conciliare il ruolo del dipendente, lavoratore, con il suo ruolo anche dentro il contesto familiare e sociale. Il terzo aspetto a cui teniamo molto, perché il Toniolo non sia, come dire, messo nella condizione di essere quello da archivio e da museo soltanto perché è di un tempo precedente, ma è quello che le giovani generazioni possano avvicinarsi a Toniolo. E quindi c'è una sezione giovani che ha avuto già delle adesioni appunto di gruppi legate alla scuola, legate all'impegno parrocchiale, legate all'impegno associativo, che hanno voluto testimoniare con 2 tracce anche la loro adesione all'idea, insomma, che il Toniolo sia attuale. Quindi questa è la prima cosa. Noi lo faremo anche ovviamente nel 2017, lo presenteremo a ottobre appunto, legato al tema della cooperazione, che come vi ho detto è uno dei grandi aspetti che il Toniolo ha sottolineato. Il terzo tema, nel 2018, centenario della morte del Toniolo, centenario della Grande Guerra, lo dedicheremo proprio al tema della pace, perché come vi ho detto Toniolo è stato molto sensibile e molto attento anche su questo. Questo è il primo filone. E quindi vuol dire per il nostro territorio recuperare attraverso il Toniolo l'idea di una cultura di ispirazione cristiana, cioè come dire che mette i grandi valori dell'uomo al centro e attorno a questo, sul filone della dottrina sociale, reinveste un'idea di progetto, di futuro e di comunità. Questo è il primo aspetto. Il secondo aspetto è la valorizzazione dei beni artistici, culturali del nostro territorio. Ecco, prima di arrivare a questi, scusami perché è molto importante, ma nel contesto dell'impresa bisognerebbe anche mettere, secondo me può darsi che sia anche previsto,
per le nuove generazioni, per i giovani, l'utilizzo dei mezzi di comunicazione, che non sia soltanto una mera, come si può dire, gioia di passarsi dei messaggi, che poi portano alla stupidità totale, perché alla fine vedi in giro per le strade dei ragazzi che smanettano attraversando le strisce pedonali, andando in bicicletta, ci rimettono la vita perché non sanno utilizzare i mezzi per quello che sono destinati, cioè oltre la misura. E questo sarebbe su questo sicuramente, nel senso che, come dire, vogliamo mettere, il nostro intento all'inizio è stato inserire la figura del Toniolo e questi temi dentro la modernità. Cioè la sfida appassionante è dire che, come dire, ritroviamo cose nuove, riispirandoci alle cose antiche, ma quelle cose preziose, cioè come dire il tesoro del campo e la perla preziosa. Quando uno ha deciso che quello dà significato, e oggi la nostra società purtroppo è alla ricerca di significati, perché li sta perdendo nelle dimensioni umane, nella dimensione familiare, nella dimensione anche dell'essere fare comunità, no? Nella costruzione del bene comune. E vediamo che c'è questo aspetto, sta crescendo la povertà, stanno crescendo le solitudini delle famiglie, perché oggi le famiglie degli anziani, proprio perché le famiglie monopersonali erano una percentuale molto limitata, stanno crescendo a dismisura anche nel nostro territorio, oltre che alle grandi città. Qualcuno giustamente scriveva ieri, leggevo una cosa molto interessante, il sociologo Mauro Magatti diceva anche che c'è una percentuale, 10 milioni di italiani che usano antidepressivi, come a dire, e lo associava al fatto che c'è un budget stimato di 18 miliardi di euro l'anno per quanto riguarda invece il gioco d'azzardo. Come a dire, la nostra società italiana ha bisogno di chimica e ha bisogno di mettere in campo questo tipo di devianza per stare in equilibrio, per stare in piedi. Capite che oggi c'è bisogno di un lavoro importante, fatto di cultura, di dedizione, di generosità, di visione e di impegno concreto. Allora, da questo punto di vista noi ripartiamo anche con la scommessa della bellezza, perché noi, il nostro territorio, quindi detto del pensiero del Toniolo, che ispira, che è il punto di riferimento, che, come dire, denomina un po' tutta anche questa esperienza, l'altro aspetto importante è ripartiamo dalla bellezza, dall'idea che attraverso la bellezza noi rimettiamo in campo anche i valori, il senso di comunità. Allora noi abbiamo messo, grazie alla collaborazione, lo dico qua, di Cristina Fassarella, direttrice dell'Ufficio Arte Sacra della Diocesi, e in generale con la collaborazione del Vicario Generale, noi abbiamo messo su un gruppo operativo e abbiamo deciso di promuovere corsi di formazione liberi, gratuiti per volontari. Da 3 anni abbiamo concluso il 3° anno di formazione, con lezioni frontali e soprattutto visite nei circuiti che ci sono tanti importanti alla nostra diocesi, per far conoscere questo, per formare volontari e per far sì che l'accoglienza di visitatori molto richiesta oggi sia favorita proprio da persone che sono appassionate e si sono formate attorno a questo tema. Devo dire che c'è stata una risposta molto importante, sono una 50ina di volontari a diocesi che hanno seguito questi percorsi. Noi stiamo facendo anche, abbiamo traguardato tutto a partire dall'anno scorso, facendo un'apertura straordinaria di 21 siti nella nostra diocesi, li avete visti anche in sovraimpressione prima, no? Questa mappa che abbiamo costruito, che parte dall'Entiai sostanzialmente, dalla provincia di Belluno, e arriva nel quartiere del Piave e prosegue per Conegliano, mette in luce i volti, le storie, i luoghi di santità, di bellezza, di religione nella nostra diocesi. E soprattutto si mette nell'ottica di dire che in determinate circostanze, in questo momento c'è la rassegna Artigianato Vivo a Vittorio Veneto, ci sono i nostri volontari che per i 2 fine settimana della rassegna, quindi venerdì, sabato e domenica, garantiscono l'apertura della chiesa arcipretale di Cison. Come a dire, un luogo tanto ricercato e tanto apprezzato, che vive, un luogo religioso, che vive dentro il contesto della festa di comunità. E credo questo sia un segnale Poi torniamo sul circuito che tu... Però io vorrei andare un attimo ancora a Ca del Poggio, intanto che la regia mi fa sapere anche i tempi, perché sono affascinato da quello che da quella che è la tua conoscenza e sapienza. Mi sono dimenticato i tempi. Abbiamo ancora 5 minuti. Allora, in questi 5 minuti cerchiamo di fare un po' sintesi di tutto quello che tu vuoi raccontare, e poi c'è la necessità, purtroppo i 30 minuti sono tanti ma sono pochissimi, c'è la necessità che tu torni a trovarmi per continuare il tuo racconto. Li utilizzo volentieri e ringrazio ancora per dire che appunto il terzo filone,
Quindi, allora, mi fermo un attimo sulla questione appunto dei volontari. Abbiamo messo in campo questa disponibilità di luoghi, di attenzione, sta facendo crescere molte sensibilità e quindi su questo è nato anche un progetto sia diocesano ma anche di collaborazione con la diocesi di Belluno. È nato un comitato turismo religioso legato a questa esperienza, formazione, una sorta di master che si è già svolto per il primo anno di questo biennio a Vittorio Veneto e a Belluno, e le due diocesi stanno collaborando per che cosa vuol dire questo lavoro che è partito, come dicevo, dal basso e da 2 diocesi anche periferiche rispetto al Veneto e al Trivento. Stiamo ponendo il tema della formazione degli operatori per l'accoglienza e la visita nelle chiese. Quindi il Comitato Turismo Religioso sta, come dire, in qualche modo sensibilizzando anche tutto il resto della regione, anche della regione Triveneto, su questo filone e crediamo sia importante. Terzo aspetto, crediamo molto, come è stato detto giustamente da Bruno Zanetti all'inizio, in questo progetto di turismo religioso. Che cosa vuol dire? Noi vogliamo arrivare in tempi brevi, avendo partecipato al primo progetto anche Cross Veneto in collaborazione con la Regione Veneto, proprio di attenzione alla promozione del territorio, a far sì che ci possa essere dei pacchetti a partire dal turismo sociale associato, in cui poter proporre una permanenza di questi ospiti sul nostro territorio, proprio valorizzando i luoghi appunto religiosi, i luoghi di interesse storico-artistico, ma anche tutto quello che vuol dire socialità e vuol dire enogastronomia e vuol dire eccellenza del nostro territorio. Pensiamo che possa essere questo, la valorizzazione di un filone preciso dentro una progettualità nuova che per fortuna io sottolineo anche con soddisfazione sta crescendo molto sul nostro territorio. Ci sono una nuova leva di amministratori locali, ci sono anche associazioni che insomma vedo che si sta creando una sinergia virtuosa, perché il nostro territorio, forse per il passato, ha peccato un po' di qualche campanilismo, cioè ognuno per la propria parte, è mancata questa regia, questa capacità di stare insieme e di promuovere questo filone. Devo dire che le sensibilità si sono mosse, c'è anche una rete interessante di imprenditori locali che insieme alle prime realtà della cooperazione credono molto in questo. Arriveremo, anche grazie anche all'attenzione che, ripeto, c'è nella Regione Veneto a questo, stiamo mettendo in campo un progetto che voglia significare questo. È vero, il ludico senza i valori non conta niente. E questo vedo che è una tendenza che si sta molto manifestando, questo un interesse verso innanzitutto il nostro territorio, perché diciamolo, è un territorio che non è sfruttato dai circuiti consueti classici. Ha una sua oggi configurazione anche geografica molto molto interessante, è a metà strada fra le Dolomiti e Venezia. È un territorio anche che oltre ad avere queste eccellenze è molto partecipato, tra virgolette, cioè ci sono tante eccellenze anche dal punto di vista associativo, quante manifestazioni, quante iniziative, quante rassegne ci sono. È un turismo tutto l'anno, è un turismo di qualità, è un turismo che può interessare molto perché offre tantissimi aspetti anche come dire, legati ai vari periodi dell'anno che vedono tante persone interessate e coinvolte. Questo grazie al volontariato che è straordinario in questo territorio, lo diciamo sempre in qualsiasi occasione, che se non avessimo il patrimonio del volontariato nel nostro territorio si farebbero molte meno cose interessanti, questo è vero. Sicuramente. E allora in questo una sinergia anche con le associazioni, appunto ripeto le amministrazioni comunali, le realtà che già si spendono, dalle IPA al GAL, alle varie altre realtà istituzionali che hanno manifestato appunto questo tipo di attenzione e considerazione. Ci stiamo muovendo assieme e credo che in tempi molto brevi insomma, porteremo anche delle novità concrete. Sulla linea del pensiero-azione di Giuseppe Tognolo, come a dire, lui ha accettato una sfida creativa a quel tempo, di mettere in campo una novità rispetto alla sua storia. Noi oggi, per carità, con molta umiltà ma altrettanta determinazione, diciamo, anche noi vorremmo dare un segnale di novità. Mi piace, pensiero, azione, non certo. Pensiero domani faremo. Esattamente. Vanno in abbinata. È molto importante. E si alimentano l'uno con l'altro. Purtroppo oggi c'è questa filosofia del pensiero, ma vedremo, domani faremo, rimandiamo a domani, mai rimandare a domani quello che puoi fare oggi perché altrimenti il mondo si ferma. Poi diciamo che il nostro territorio ci insegna questo molto, certo, le nostre persone, le nostre comunità, la nostra gente è grande concretezza. Allora noi torniamo a salutare su Alberto Cadelpoggio, dove il Proseguo incontra il mare, su un resort, ristorante bellissimo, con un panorama fantastico, e io Marco
a me non resta che ringraziarti. Grazie, veramente grazie sei stato un grande, a me piace fare queste trasmissioni proprio perché per la sensibilità che porti e per grazie. l'attenzione. E mi prometti che sarai mio ospite? Ma sicuramente, volentieri. Ciao Marco, volentieri. arrivederci a voi e a sabato prossimo. Ciao. Buona giornata. Avete ascoltato 30 minuti con Bruno Zanette. Appuntamento a sabato prossimo.